Bentrovati a tutti, nuova puntata di Protagonisti di Sardegna. È davvero con grande piacere che il nostro ospite di oggi è il vescovo Antonello Mura della diocesi di Nuoro e dell'Ogliastra. Un amico per quanto mi riguarda, una persona davvero amabile e anche un punto di riferimento per Sardegna Live. Ben trovato. Grazie dell'invito, sono contento anch'io di ritrovarti qui nel tuo ambiente più intimo per quanto riguarda il tuo lavoro e il vostro lavoro. Grazie. E le dico anche la verità, c'è un pochino di emozione, anche perché lo sveleremo tra poco. Qualche anno fa è nata una bella collaborazione e grazie a lei, non lo nego, siamo cresciuti e abbiamo visto oltre ciò che andavamo poi a costruire fino a qualche anno fa. Quindi il nostro grazie le arriva già diretto e da parte di tutta Sardegna Siamo cresciuti Live. insieme, cioè tu parli naturalmente della pastorale del turismo che da qualche anno grazie a voi si diffonde anche in diretta e noi siamo cresciuti perché ci hanno conosciuto di più e anche voi avete avuto una possibilità di farvi conoscere e le cose si incontrano e vanno d'accordo insieme. E il camminare insieme penso che sia la cosa davvero più bella in ogni ambito e in ogni contesto, però dobbiamo far partire la nostra clessidra che, come sa, detta il tempo e ne scandisce poi meno il male che c'è il ritmo. tempo. Meno male che c'è il tempo, anche perché abbiamo davvero tantissime cose da raccontare e soprattutto da dire. Però voglio partire da Bortigali, il suo luogo di nascita, gli studi a Macomer, poi Sassari e Roma. Ma nel suo impegno verso la missione che poi ha portato avanti nel corso di una vita, quanto la sua terra d'origine ne ha marcato in qualche modo il passaggio? Io sono del parere che un paese è per sempre, il proprio paese, le proprie radici sono per sempre. Quindi c'è molto del mio paese in quello che sono, in quello che faccio, anche perché sono vissuto fino a 21 anni pienamente nel paese, anche se andavo a studiare a Macomer, sono vissuto in modo attivo, non certo nascondendomi, prendendo impegni, responsabilità da giovane anche nella parrocchia. Quindi diciamo che tutto ciò che ho vissuto nel paese me lo porto dietro come una ricchezza. Ma quella chiamata come è arrivata? È sempre difficile dirlo. Le chiamate, le migliori, arrivano senza preavviso, sorprendendo me, in questo caso, ma anche sorprendendo gli altri. Quindi è arrivata, lavoravo in parrocchia, studiavo a Sassari medicina. Già mi interrogavo comunque, perché ci si interroga sempre dopo il diploma fatto a Macomer, che cosa era il futuro, cosa poteva rappresentare. Medicina è stato uno step importante di 2 anni, nel quale ho continuato comunque ad essere presente in parrocchia, dove tornavo ogni settimana, e allo stesso tempo anche a Sassari ho conosciuto persone, ambienti che mi hanno permesso di mantenere vivo l'interrogativo sul domani. Quindi studiare medicina è ancora un'altra occasione bella, perché studiare medicina vuol dire anche pensare a una missione, almeno così la pensavo e spero che tutti la pensino così. E quindi questo è lo scenario in cui si è svolto tutto il discernimento. E quindi una vita che si è aperta a un percorso del tutto nuovo. Sì, 21 anni, ero giovane per avere futuro e allo stesso tempo però avevo consapevolezza di che cosa stavo scegliendo. Quando è maturato, grazie anche a persone che mi hanno naturalmente accompagnato, grazie anche alla voglia di mettermi in gioco in un ministero come quello sacerdotale, dopo le riflessioni spirituali, quelle umane, sono emerse chiaramente strade completamente nuove che mi hanno portato poi ad andare a Roma. 2 comunità da seguire, quelle della diocesi di Nuoro e dell'Ogliastra. Un impegno che le porta via senza ombra di dubbio tantissimo tempo. Come riesce a conciliare questi 2 territori che sono fondamentalmente tanto diversi tra loro?
Beh, intanto il primo ministero da vescovo è stata la Lanusei dal 2014 al 2019. Dal 2019 ad oggi si sono ritrovate le due diocesi insieme. Sì, non è un compito semplice, però non vale neanche come presunzione tutto questo, perché una volta che uno si mette in questo ministero deve accettare tutte le conseguenze che comporta. Sono due territori, due realtà, due storie, culture completamente diverse. Hanno dei punti di contatto e spero che questi anni, almeno a livello ecclesiale, ma anche a livello culturale, la pastorale del turismo, per esempio, è una delle realtà che condividiamo tra le due diocesi, siano trovati dei punti di contatto accettando la diversità non come contrapposizione, ma come occasione per crescere. Tra poco parleremo della pastorale del turismo, davvero uno sguardo lungimirante verso un percorso che sta producendo bellezza in tutti i termini, però c'è un termine, in questo caso che voglio portare alla sua attenzione, che lei conosce molto bene: sinodalità. Si intende un cammino da fare insieme, un termine che può essere al centro di quello che è uno sguardo relativo al futuro. Quando si parla di Chiesa, di giovani, l'augurio che lei vorrebbe fare alle sue diocesi qual è? Ma la sinodalità è un termine antico, riscoperto nuovamente grazie anche a Papa Francesco, che l'ha messo come traguardo per la Chiesa di oggi. Credo che la sinodalità, come dice il termine stesso, lo dicevi anche tu, sia camminare insieme, scoprire l'importanza di fare dei passi più insieme che, anche se più veloci, separatamente. E questo vale però in ogni campo, dalla famiglia alla coppia, all'aspetto educativo, quindi a livello ecclesiale. Se si trovano modalità e anche possibilità e opportunità di camminare insieme, talvolta il passo di uno per aspettare l'altro potrebbe essere anche più rallentato, proprio perché si ha voglia di non disperdere il camminare con uno sguardo comune. Nella Chiesa questo vuol dire tante cose, anche attendersi delle fatiche maggiori, per esempio camminare insieme vuol dire mettersi d'accordo, anche solo se prendiamo un tragitto, però è una fatica che produce più frutti perché si è più convinti e più convincenti anche verso gli altri. Nella Chiesa i giovani, le famiglie, la stessa realtà ecclesiale nel suo insieme ha bisogno di recuperare questo senso di sguardo comune, che facilita anche uno sguardo ambientale circoscritto, ma anche uno sguardo più generale. Basti pensare per esempio alle fatiche che si fanno a volte per avere uno sguardo universale. La Chiesa ha uno sguardo universale, ma c'è molta diversità tra il Sud America e l'Europa, tra l'Asia e l'Africa, e mettendoli insieme, non dimenticando il Nord Europa, vuol dire che si cerca davvero di avere, in questo caso a nome del Vangelo, un percorso comune. E per i giovani della Sardegna in generale, quindi con attenzione verso le sue diocesi, qual è il messaggio che vorrebbe recapitare, che vorrebbe far arrivare? Questi giovani che sembrano molto sfuggenti, ultimamente presi da mille cose, come le nostre connessioni a internet. I giovani sono stati sempre sfuggenti, meno male anche, nel senso che non li puoi catturare, non li puoi mettere in recinti chiusi, in itinerari tutti ben irregimentati. Oggi sta diventando più complicato perché la spazialità giovanile è molto più ampia e la Chiesa fa fatica a comprenderli e loro fanno fatica a comprendere la Chiesa.
Però il compito della Chiesa è sempre quello di raggiungere chiunque, e i giovani in particolare, perché se raggiunge i giovani raggiunge anche la possibilità di parlare alle nuove generazioni e quindi al futuro. Ci sono tante possibilità di intendersi e che reciprocamente talvolta c'è distacco e anche diffidenza, perché la Chiesa ha una diffidenza a volte su come i giovani si muovono in un tempo che risulta complicato anche per loro, oltre che per la Chiesa. E i giovani non vedono a volte la Chiesa così vicina alle loro capacità, idee, sguardi, e quindi questa diffidenza è problematica. Io credo che bisogna creare delle occasioni di incontro, delle esperienze ecclesiali che possano servire come atto di fiducia nei loro confronti e loro nei confronti della Chiesa. Secondo me la concretezza delle esperienze è il modo migliore di raggiungerli. La concretezza delle esperienze ovviamente riprende quello che è il vero senso da portare avanti rispetto a ciò che diceva prima. C'è una foto che è stata pubblicata solo qualche settimana fa, dove attraverso il suo sguardo, secondo me, si leggeva davvero tanto. Era un momento importante perché venivano ordinati 2 sacerdoti proprio all'Anusei, e lei, mentre abbraccia Don Antonio, secondo me si è lasciato andare in un'emozione forte. Può essere così? Ma è un'emozione che continuo a provare non solo con Antonio, ma anche con gli altri. Poi ci sono situazioni, persone, storie che contano nel momento in cui tu abbracci una persona, perché è come rileggere quello che è e quello che io sono nei suoi confronti e quello che lui è per me. Diciamo che però ordinare un sacerdote, anche le altre 3 che ho fatto domenica scorsa a Nuoro, è sempre un'emozione. E farne vivere come Chiesa 5 ordinazioni nel giro di un mese, meno di un mese, è straordinario, perché coglie anche il senso del tuo ministero che porta dei frutti, e portando dei frutti vedi anche loro come risultato di un cammino di una Chiesa, di 2 Chiese che hanno prodotto dei frutti, pregando perché questo diventi sempre più fruttuoso per il futuro, perché noi finiamo, loro continuano. All'emozione non mi dispiace, ho imparato ad averla come una compagna importante. Forse più si invecchia e più si diventa emotivi, però è anche una maniera di leggere non da inerti e non da neutrali tutto quello che ti capita. Penso sia la cosa più bella. In Appunto. assoluto. Andiamo avanti con il nostro racconto, con le tante curiosità che ovviamente ci vengono in mente rispetto al suo cammino. Porta la sua firma sul carro di Filippo, un modo per avvicinare le persone alla Chiesa attraverso una lettura del tutto particolare. Nel messaggio che a questo sguardo vuole accompagnare il futuro della Chiesa, quale futuro augura lei alle diocesi dell'Ogliastra e ovviamente a quella di Nuoro? Sul carro con Filippo è la mia prima lettera pastorale che ho scritto alla diocesi, in quel caso di Lanusei, nel 2017, dopo 3 anni di sguardo sulla realtà, e ho anche detto: è così pregnante per me e anche così faticosa che non ne scriverò un'altra così, perché credo che abbia messo dentro tutto ciò che vedo possibile in quella Chiesa. Oggi posso dire per Nuoro molte parole e molte possibilità che lì sono scritte valgono anche per la diocesi di Nuoro, forse valgono anche per la Chiesa in generale. Ma quando si fa un lavoro simile non si può ripetere troppo. Puoi prendere uno stralcio, c'è anche la pastorale del turismo dentro quella lettera.
l'augurio che io faccio è che queste due realtà che oggi vivono un particolare che non sempre forse viene colto, cioè hanno un unico vescovo ma rimangono due realtà Ben distinte. ben distinte, con tutti i compiti, gli uffici, i servizi e anche occasioni di incontro, come ho detto prima, anche tra i sacerdoti. Non mancano, tra poco ne vivremo uno di 2 giorni, che questi due diocesi intanto capiscono qual è il loro futuro e non dipenderà né da me né forse totalmente dalle due diocesi, e poi qualunque sia, unità piena, che è quello che potrebbe capitare, no? Capiscano che questo è comunque un compito ecclesiale da portare avanti e con fiducia affrontarlo. Questo è l'augurio. Però sarà la Santa Sede, quindi il Papa, a decidere cosa succederà. Oggi, dal 2019, viviamo questo, sono già 7 anni, quasi 7 anni, perché 7 anni si compiono a settembre, che hanno fatto maturare tante cose, tante fatiche. Tra l'altro in questi 7 anni anche 2 anni di Covid, che hanno bloccato non poco tante possibilità, almeno inizialmente, perché ero appena arrivato. Però il futuro è da disegnare, ma io credo che bisogna avere fiducia, qualunque sia la scelta. È la cosa più importante anche questo, avere fiducia, lasciarsi guidare. Ma a proposito del Papa, c'è un Papa a cui lei è rimasto particolarmente legato, che l'ha affascinata, che le ha trasmesso qualcosa di particolare? Ma tutti i papi che ho conosciuto più da vicino, perché ho iniziato, diciamo, studiando a Roma con Paolo VI, quindi ho fatto anche qualche servizio liturgico, perché studiando a Roma queste occasioni capitano di più. Ma tutti i papi, secondo me, hanno rappresentato, perché noi crediamo che sia così nella fede, un dono al momento giusto e per quanto in quel momento era necessario. Perché senza questo continuiamo a discutere, è migliore questo, è migliore l'altro, è più bravo questo, è più bravo quest'altro, è più simpatico o meno. Però queste sono discussioni che lasciano il tempo che trovano, anzi disorientano, perché per un credente lo sguardo di provvidenza che dai a tutto ciò che accade nella Chiesa e nel mondo, sapendo che c'è dietro un volere che è molto più decisivo del tuo, se poi togli questo rischi di apparire uno che davvero crea più divisione che comunione anche nella Chiesa. Quindi a ogni Papa io sono legato per tanti motivi, ripeto. Sono diventato sacerdote con Giovanni Paolo II, sono diventato vescovo con Francesco, però tutti gli altri che ci sono stati prima o dopo, anche incontrandoli personalmente in qualche occasione, perché da vescovo sicuramente capita di più, ma Papa Benedetto l'ho incontrato per esempio da sacerdote in montagna, in Val d'Aosta, con una possibilità di dialogo che non si aveva forse in altre occasioni. Ogni Papa è stato decisivo anche per la mia formazione o per il mio ministero. Questa è una bella testimonianza, il momento storico che ovviamente restituisce l'importanza al lavoro che viene svolto. Ma nel corso della sua missione invece c'è un qualcosa che l'ha fatta emozionare in particolar modo, che ha lasciato dentro il suo cuore un messaggio importante? Poi bisogna avvolgere il filo della memoria. Ce ne sono tante, naturalmente, perché se ne fosse solo una mi preoccuperei. E ce ne sono tante che nascono dai servizi che hai fatto, dai compiti che ti sono stati affidati, sto parlando da sacerdote, e quindi spaziano dalla mia diocesi originaria, che è Alghero Bosia, dove dal mio servizio a Macomer,
poi a Villanova Monteleone, poi Cagliari, seminario regionale, poi Alghero, poi Villanova di nuovo, Santa Maria La Palma, Bosa, dove ho passato gli anni più numerosi, poi di nuovo Alghero, parrocchia del Santissimo Nome, e poi da lì la chiamata a diventare vescovo. Diciamo che in ognuna di queste esperienze credo che potrei elencare tanti motivi di emozione. Basti pensare anche all'esperienza sia in parrocchia che nel seminario, dove ho incontrato tanti ragazzi, alcuni oggi sono sacerdoti, ed è un'emozione rincontrarli dopo che hai conosciuto i loro passi davvero concretamente e nelle tappe magari dell'adolescenza, perché il seminario minore era questo, e quindi con tante tappe che hai vissuto poi pienamente, dovevi vivere pienamente. Ci sono stati anche dei rammarichi, delle delusioni. Ce ne vuole dire una? Ma le delusioni sono quelle intanto sempre di non essere capito per quello che vuoi portare a nome del Vangelo o a nome della tua umanità. Le emozioni più belle sono quelle di incontrare persone nella verità, anche quando poi nascono anche delle delusioni, ma nella verità è sempre la cosa più bella. Quelle ti lasciano dei segni, ma nel mio ministero ci sono anche tanti viaggi fuori dall'Italia con emozioni forti. Ricordo il mio primo viaggio, la mia prima esperienza è stata anche di lavorare fuori, di andare in Inghilterra senza conoscere parole in inglese se non 2 o 3 e allo stesso tempo impegnarti nel lavoro, oppure in Africa, oppure in Polonia, oppure in Sud America. Ce ne sono tante. Una missione ricca, quindi, sì, perché di quelle ricordi, anche di aneddoti. uscire fuori dall'habitat naturale o di sicurezza in cui è facile collocarsi, ti fa conoscere un mondo che poi sei chiamato a portare dentro. E ti arricchisce quella comfort zone che bisogna Esatto, che abbandonare. ogni tanto bisogna abbandonare per mettersi in gioco. Molto attento, sempre con uno sguardo proiettato su tutto ciò che fa, una grande attenzione e soprattutto un grande lavoro. Questo è quello che le riconoscono tutte le persone che la conoscono bene. 12 edizioni della Pastorale del Turismo, che è davvero una perla che Monsignor Mura è riuscito a creare. In Ogliastra e a Nuoro un viaggio alla scoperta davvero di mondi anche parallelamente totalmente diversi tra di loro. Lei è un sognatore? Largo ai sognatori è il tema di quest'anno. Probabilmente questo tema è tornato, ma non mi ha mai lasciato, proprio perché sognare credo che sia la ricchezza più bella per investire nella vita quello che sii. Largo ai sognatori, il tema della Pastorale del Turismo 2026, ma quando ha pensato, quando nella sua testa è maturata l'idea di dar vita alla pastorale, non lo vedeva davvero come un sogno magari anche irrealizzabile, vista la dimensione che poi ha raggiunto nel corso degli anni? Ma io non ho avuto dubbi, intanto ho iniziato subito. Sono arrivato nel 2014 e la prima edizione nel 2015. Però venivo da un retroterra in cui alcune cose mi avevano aiutato a credere questo possibile, cioè retroterra soprattutto a Bosa, dove sono stato 19 anni, con i cosiddetti, allora si chiamavano incontri d'autore, che ogni tanto riporto anche nella pastorale come dicitura, e il seminario si aprì all'esterno proprio con degli incontri d'autore
incontrando gente anche di un certo livello che però stavano con noi in seminario. Lo organizzavamo attraverso la biblioteca del seminario, che era un'altra apertura all'esterno fatta in quegli anni. Cioè la gente veniva a una biblioteca del seminario, a Bosa ha una bella ricchezza, e quindi attraverso la dicitura biblioteca del seminario organizzavamo incontri, dibattiti con tante persone che però poi invitavamo a stare con noi in seminario. A volte dormivano in seminario, altre volte comunque cenavano in seminario o pranzavano. E per i ragazzi è stata ed era una bella occasione di incontro, di apertura, come il seminario stesso faceva per questo motivo. Questo mi è rimasto come sguardo anche nelle parrocchie in realtà, sia a Villanova avevamo fondato un'associazione culturale, nata in quei 3 anni che c'ero, che continua anche oggi ad esserci. Al Santissimo Nome alcune scelte le avevamo fatte, anche se sono stato 1 anno e mezzo, pensando anche a occasioni di dialogo culturale, di incontri. Quindi mi hanno accompagnato sempre questi. Quindi quando sono diventato vescovo era come trasferire tutto questo in una possibilità che dipendeva in questo caso più dal sottoscritto. E chi mi ha seguito, i sacerdoti, magari con qualche fatica, qualcheduno anche legittimamente può pensare anche che non sia necessario questo, però in estate in 2 realtà, prima la Nusei come diocesi, ma guardando soprattutto a Tortolì sul mare, 2 realtà turistiche, come poi la Caletta per Nuoro, mi sembrava davvero difficile immaginare che la Chiesa non potesse offrire un servizio. Un vulcano di idee, sicuramente tante energie da spendere. Quando trova il tempo per riposarsi? Anche perché durante la pastorale del turismo credo che lei studi ogni giorno più di chiunque altro, perché tutti gli ospiti li conosce a menadito e lavora molto sul canale della comunicazione. Si è presentato con D'Argent D'Amico, prima ancora di spendere qualsiasi tipo di parola, con gli occhiali che D'Argent D'Amico usa indossare sempre, per ritrovare davvero quella dimensione e abbattere qualsiasi tipo di barriera. Largo ai giovani è lo slogan e il messaggio che vuole passare quest'anno, largo ai sognatori, però ci si rifà ai giovani, certo, in questo spazio. E quello che mi piaceva sottolineare e premere che ci sono giovani che lavorano insieme a lei e che le danno una mano anche nell'organizzazione, che partecipano alla pastorale del turismo, che si ritrovano da una parte all'altra di questi 2 centri che appunto vedono accendere i riflettori. Quando trova il tempo per riposare lei? Intanto mi hai fatto bene a ricordarlo e nessuno lavora da solo, nessuno può progettare, pensare, cioè può pensare, però se non trovano poi tutte le idee delle gambe per andare avanti non si va avanti. Quindi è l'occasione per ringraziare tanti sognatori accanto a me, cioè ragazzi, seminaristi, sacerdoti, laici che collaborano attivamente e che hanno creduto in questo e credono ogni volta, perché poi durante l'anno ci sono momenti in cui bisogna pensare, riflettere e sentirli vicini anche come incoraggiamento e di conforto anche quando non dormi. Perché quando non dormi almeno senti il desiderio di tanti di avere degli obiettivi da raggiungere e tu ti metti dentro proprio per raggiungerli. Ma anche la gente, perché in questi anni, davvero 12 anni, siamo cresciuti tanto e la diocesi è stata riconosciuta, ma non solo il vescovo che si mette in gioco, tra l'altro potrebbe starsene anche a Panciolla sul mare da qualche parte, si mette in gioco e quindi rischia anche, ma rischia anche la diocesi con lui, rischiano anche le persone che lavorano con lui. È riconosciuta comunque un servizio, vedere gente soddisfatta, contenta, chiederti quando, perché, quando lo rifatte,
perché da noi non si fa, perché capita anche di sentirsi dire questo. È confortante, incoraggiante, ma non è per soddisfazione personale, è perché io credo che sia un servizio ecclesiale, culturale e allo stesso tempo di animazione estiva nei nostri territori. Anche di importanza dal punto di vista dello spettacolo che viene offerto. Spettacolo e anche, aggiungerei, scusami, meditazione, riflessione. Io usavo spesso all'inizio che il cervello non va in vacanza e bisogna tenerlo vivo anche d'estate. Puoi andare al mare, rilassarti, però non è che puoi rinunciare a sentire temi, a partecipare a dibattiti che sono quelli che durante tutto l'anno non potrai ignorare. Mi viene da pensare lo scorso anno a Israele e Palestina che si sono ritrovati insieme in uno sguardo comune, però dove ognuno poi andava a raccontare le proprie di esperienze personali, e lei in un momento storico del tutto particolare è riuscito a portarli a Tortolì e a dialogare, a farli dialogare insieme, due rappresentanti di queste comunità. Un ospite che l'ha particolarmente colpita? Immagino che siano tutti assolutamente non voglio privilegiare meritevoli. nessuno, conservo tantissimi ricordi anche personali, perché poi l'ospite, come dicevo prima per il seminario a Bosnia, l'ospite non è semplicemente quello che poi appare lì pubblicamente e che viene intervistato e che a volte deve interpretare un ruolo, ma l'ospite è una persona che ha una storia, che a volte ti confida delle problematiche, ti confida delle difficoltà, e a volte mi sorprendo come anch'io, che mi incontrerà per qualche ora, riesca però a vedere in queste persone questa umanità, ma allo stesso tempo ad essere anche per loro un'occasione di dialogo che non prevedevo. Molte di quelle persone che abbiamo avuto ospiti sono state straordinarie per me, anche per questo. Le hanno lasciato qualcosa? Sì, tutte, ma alcune ci manteniamo in contatto ed è bello così. Possiamo già dire qualcosa della pastorale del turismo 2026? Ma adesso tra poco ci siamo, anche all'inizio di luglio la pubblicizzeremo. Ma il tentativo quest'anno che ci siamo un po' condivisi come scelta è quella di far emergere sogni realizzati, talvolta sogni infranti, però dando importanza proprio ai desideri che ci sono dietro persone concrete, che poi appartengono a volte anche al nostro territorio. Privilegeremo anche alcune persone che hanno una storia bella nel nostro territorio e staremo attenti a chi sogna anche lontano da noi. Tu hai citato Israele e Palestina, speriamo di avere anche qualche presenza che ci parla di territori dove il sogno talvolta è davvero difficile da desiderare e che a occhi aperti sembra impossibile, forse solo dormendo, ma noi vogliamo che le persone sognino a occhi aperti. La cosa più importante è anche in questo caso far diventare quei sogni realtà e soprattutto mettere in comunicazione le persone e offrirgli un modo per poter sviluppare dei pensieri anche quando magari il sole ci apre alle spiagge e al mare, e invece quel ragionamento deve sempre maturare e soprattutto metterci in confronto con gli altri. Saranno tante le tappe, ha parlato di sogni che si racconteranno, e uno dei sogni, glielo posso dire anche il mio, il 25 agosto, in una delle tappe della pastorale ci sarò anche io, e la ringrazio già, e questo mi fa davvero Tu un stai enorme già piacere. rivelando Sono quel che ci sono io, non dico niente di più, glielo prometto. Sì, certo. Quindi grazie anche, No, grazie a te, anche per perché questo. è la prima volta che tu vieni come ospite, anche perché tu sei bravo in diverse cose e il tuo suono ci accompagnerà in una serata che avrà un ospite
specifico, però sarà molto bello ascoltarti. E questo mi fa piacere. Ha parlato prima dei territori, ovviamente io arrivo da Triei in qualche modo, alle origini all'Oceri con mio bisnonno che suonava, tutta una famiglia di suonatori di Launeddas. A proposito dei piccoli paesi, dell'Ogliastra, del Nuorese, ma in generale di tutta la Sardegna, noi quando raccontiamo la Sardegna diciamo sempre che sono i piccoli paesi a fare grande la nostra isola. Che futuro possono avere questi centri che vivono di spopolamento, che vivono di un'età ovviamente molto alta rispetto alle nascite? Qual è la sua visione? I territori li conosce molto bene. Guarda, io vengo da un piccolo paese, quindi a maggior ragione, anche quando ritorno oggi, e magari un giorno ci tornerò molto di più, il mio paese mi sembra davvero piccola cosa rispetto a come l'ho conosciuto io. E però ritengo che il vero problema, nonostante tutti siamo concordi che lo spopolamento è gravissimo, ma nasce anche da un problema di natalità, dovremmo anche chiederci come mai la natalità è così bassa. La Sardegna è la prima regione in Italia per il livello di bassa natalità. Sì. E questo sta creando tanti problemi, ma non solo nei piccoli paesi, ma anche nei centri un po' più grossi, che però possono rimediare anche perché attirano di più per i servizi che hanno a disposizione. Io ho sempre pensato che il problema dello spopolamento si vince non semplicemente portando degli assegni a famiglie o dei bonus, si vince con la viabilità, si vince creando occasioni di arrivare da Bortigali a Cagliari, sto facendo un esempio, da Bortigali a Sassari, in pochissimo tempo. Allora tutti coloro che hanno la possibilità di muoversi con facilità nel proprio paese stanno sicuramente meglio. Se non affrontiamo il problema della viabilità, saranno tutti dei bonus che potranno risolvere qualche piccolo problema, ma non daranno sicurezza per stare nel proprio paese. Penso agli studenti. Io quando studiavo a Sassari mi sono trasferito a Sassari. In quei tempi era ancora più problematico trasferirsi col pullman o col treno, perché non avevi la macchina. Io penso che se ci fosse una linea molto più efficace di trasporto, di viabilità, quindi anche su strada, uno studente tornerebbe molto di più. Con più facilità sicuramente. Con più facilità, anche perché nel suo paese c'è l'habitat, non spenderebbe tutti quei soldi che oggi spende per avere una casa in affitto. Quindi il vero problema rimane per me, e la soluzione di conseguenza rimane lo spopolamento il problema, la viabilità, i trasporti, la soluzione. Speriamo che qualcuno l'ascolti anche in termini di connessioni che ovviamente vanno a maturare e a dare forza alla nostra isola di Sardegna, come raccontava lei. La nostra clessidra ha esaurito il suo tempo. Meno male lo dico perché... Si è stancato? No, stancato no. È stato divertente, è stato bello, ti ringrazio. È stato simpatico e credo che se tu sei soddisfatto io lo sono certamente. Poi la clessidra ha i suoi tempi e meno male che ci ricorda anche che c'è un tempo per iniziare e un tempo per finire. Però un'ultima domanda gliela posso fare. Quale futuro augura ad Antonello Mura? Mi auguro intanto di avere tempo, una clessidra abbastanza molto più grande e con tempi lunghi, perché questo è un dono. E poi capiterà anche di finire il compito di oggi, perché siamo anche noi soggetti a un tempo, e di avere tanto spazio per pensare e riflettere come sto facendo ora, forse con meno responsabilità, ma sempre con tanta gioia e con qualche sogno.
con tanta determinazione, con tanta grinta e con tante idee, non solo nel cuore ma anche in quello che è il suo pensiero. La ringrazio davvero Grazie. tanto per la sua presenza. Vi aspettiamo alla Pastorale del Turismo 2026, tante novità, tanti ospiti, ma sicuramente la possibilità di condividere ancora un percorso insieme. Grazie a Monsignor Antonio Grazie Limone. a chi ci ha seguito.